That's all that's on my mind. Buongiorno Antonio, complimenti per l'esibizione live di prima. Come siamo, Umberto? Siamo presi di caldo, però. Siamo presi di caldo ma soddisfatti, vero? Non sì, quando sì, basta che si suona non ci sono problemi. Basta che si suona, siamo contenti. Cauro, freddo e acqua, vento, anche perché tu sei uno di quelli che oggi viene a presentare che numero è questo CD, già il terzo, il quarto, no, è il secondo di una serie ben precisa, ecco. Però hai già fatto altri lavori, ma tu sei uno di quelli che viene dal pub, sei uno di quelli che ha suonato sopra Pizzorà Montagna, cioè sei uno di quelli che ha suonato, come si diceva una volta, facendo la gavetta, con chitarra al seguito e a volte anche senza amplificazione, perché mancava la corrente, che fa, non faceva una serata. E spesso con l'amplificazione di carriere, quindi spesso dico noi siamo sul palco, facciamo gli artisti, poi finiamo di suonare e faremo una ditta di traslochi. E perché giustamente così funziona, però si va a suonare, vero Antonio? E poi si produce, e si produce anche bene, perché si autoproduce anche questo, a proposito anche se quest'album è prodotto insieme all'Algre Editore, perché praticamente album e libro, quindi abbiamo fatto Ho detto prima appunto che c'è questo aspetto anche editoriale, c'è un mini racconto, ci vuoi insomma anche accennare semplicemente di che si tratta? Fuoco Nero con un prodotto editoriale dentro. Sì, abbiamo voluto unire i due mercati in crisi, cioè sia quello del libro e il disco, no? Dice, non si vendono né i libri né i dischi, e noi siamo voluti andare come sempre controcorrente. Vendiamoci in friggidera uno che sta a Helsinki. Vabbè, ecco. C'hai una pelliccia, sai a cucciavi mora, nemmeno come da Burundi. E io non capace sa colla, capito? Una pelliccia da Burundi ti torna utile. E tra l'altro te la strapaghi. Ah sì, resette fa fresco, no? Che fanno? Andai a mettere una pelliccia da Burundi. Vabbè, e allora? No, ma così non posso capisci perché dice la canzone Sogno Pazzo? Perché è più scattiati mia, no? Dice, allora, siccome il CD non si vende più, io libro, ma no, uno che viene a presentare una cosa di chissà, che si batte in sta maniera, scusami, cioè, allora, siccome automaticamente il CD, la verità, siccome automaticamente il CD non si vende più, e saccio che i libri mango, esatto, io ho scoperto che a Catania un mucco non si vende più, ora vendiamo mucco, ma che vuol dire, scusa? Cioè... Però mi piace questa cosa di andare controvento, mi piace. No? Assolutamente, controvento e controcorrente, assolutamente controtendenza, perché poi alla fine l'arte comunque non si può relegare a un supporto oppure ad un altro, l'arte è arte, qua vuole sa accatta, giusto? E se la vuole trovare la trova in CD, la trova con il racconto, la troverà anche su iTunes, ma ci mancherebbe altro. In tutte le librerie anche. Però il supporto c'è anche quello scritto, quindi Fuoco Nero di Antonio Monforte, dove ci sono 8 tracce musicali e io vorrei già sentire la prima, che è anche la traccia numero 1. Gianfranco, non la sentiamo live perché non possiamo, ma ci mancherebbe altro, ma soltanto perché voglio apprezzare meglio l'arrangiamento che è stato creato per il CD, che è un'altra cosa. Ovviamente arrangiamenti curati da Anthony Panebianco. Anthony Panebianco, poi salutiamo anche Pierpaolo Latina, che leggo qua come aiuto regista, che è anche un amico mio, e Riccardo Samperi, che ovviamente a livello di mixing e mastering dalle nostre parti e non solo è il massimo. Mi pare che stavi dicendo la solita frase in siciliano, però meno male che non su per giù siamo là. Il concetto era quello, però le cose in base a come si dicono, il concetto è quello. Si intitola Fudda e Malavinnita da Fuoco Nero di Antonio Monforte ad Alla Catalla. Alla Catalla, fantastica. Mi suso di mattina cerco di rapire l'occhio, mi suso di mattina e vedo tutte cose storte, mi suso di mattina e comincia prima fila, non si può andare in bagno, c'è sempre mio fratello, mio padre in pensione reclama colazione, ma maccietta voce non ne vuole a mensepe, se chi a fare spesa non c'è niente di mangiare, non è lo spot bello del mulino bianco, sta gente non ne va, la gente non ne va, sta gente non ne va, la gente non ne va. C'è riesce salta e chi a travagliare, accompagna i figli a scuola e già telefono a parlare, la gente blocca strada, arriva la televisione, si buttano dal tetto, c'è il lavoro da salvare, ci sono 100.000 macchine non sanno una chi, ci sono 100.000 macchine che hanno a posteggiare, ci sono 100.000 macchine tutti mi si infila, io aspetto uno che poi scala a benzina, sta gente non ne va, la gente non ne va, sta gente non ne va, la gente non ne va. C'è un centro storico bicchiere a passare, in negozio all'aperto c'è lo bello di italiani, poi arrivo dall'alto unità internazionale e ora siamo chini di centri commerciali, e gente non ne va, e gente non ne va, sta
gente non ne va, la gente non ne va. C'è fuori mala vendetta, 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 c'è fuori mala vendetta. La gente si lamenta non arriva fino a mesi, coi tasti del PC già la rivoluzione, con la matita in mano fa lo stesso errore. C'è un anno di Milano che ha la soluzione, 600 deputati, 300 senatori, 6.000 consiglieri, 6.000 assessori, 6.000 presidenti, 6.000 portabossi, milioni di milioni, milioni di elettori. Sta gente non ne va, la gente non ne va, sta gente non ne va, la gente non ne va. C'è fuori mala vendetta, 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 c'è fuori mala vendetta. Siamo tutti qua, stasera c'è una festa, siamo tutti in lista, facciamoci una pista, siamo tutti VIP da fami per sa vista, pure siamo attraccati e giriamo attorno alla pista, facciamoci la foto che siamo troppo belli, mettiamoci in posa a 32 detti, domani sei famoso non mi saluti più, domani è lunedì, finisci su Facebook, siamo tutti grandi scrittori, cantanti, tronisti, chattisti, opinionisti, pacifisti, guerrafondai, comunisti, ex fascisti, ex giornalisti, animalisti, organizzatori di eventi, allenatori, ex calciatori, ex compagni, ex mogli, ex ziti, ex mariti. In gioco locale, no, centro commerciale, tutti alla moda, attaccano a furiari, tutto stesso film, tutta la stessa musica, tutti stessi robbi, tutti stessi scappi, e fuori a mala vendetta. Lo senti come suona questo pezzo, Gianfranco? Lo senti? Questo funky suona siciliano, il funky di Antonio Monforte. Fuoco Nero, beh, devo dire che vale la pena di spendere 15 euro per avere un CD con 8 tracce e un libretto con un breve racconto. Fuoco Nero, Antonio Monforte, Algra editore, insomma cercatelo in tutti i negozi, librerie, ovunque vi pare, e anche su iTunes. I like a talent's on my mind.